La formazione più antica, diciamo così, perché ci sono diversi gruppi a Senori, ma loro dal 53 come associazione, secondo una dichiarazione dell'ente provinciale del turismo, certificano quindi la loro storia. Enrico Costa descrisse: le vezzose sennoresi furono da tutti ammirate per la sfarzosa ricchezza dei giubboncini tempestati d'oro e per la candida e caratteristica acconciatura della testa. Erano disposte in gruppi di 8 insieme a quelle di Bitti e di Gavoi, petali viventi di quelle immense ceste fiorite. Quindi è una citazione ovviamente che è anche un atto di riconoscenza all'abito tradizionale di Sennoli. Ho detto che Giuseppe Cubedu li avrebbe accompagnati, allora sa danza, gruppo folk Rosa Gambella.
di Sennori. Grazie a loro e a Giuseppe Cubeddu che li ha accompagnati.